buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buon mattino. Siamo collegati in tutto il mondo. We are connected all over the world with this streaming. This is very nice. Dai canali ufficiali del Carnevale di Venezia, eccoci ancora con la nostra diretta che vi racconterà quello che succede nella città del Carnevale in questo Remember the Future che già lo scorso weekend ha dato i suoi frutti, ma prima di cominciare qualsiasi descrizione, qualsiasi collegamento, non posso fare a meno di presentare la mia, posso dirlo in questo caso, dolce metà, Linda Pani. Ma buon pomeriggio, bonsoir, merci, merci Prince, merci. Hello everybody, hello. Come va, principe? Mi sento molto international. Oh yes, we are international. Questo costume dell'Atelier Longhi mi fa sentire molto London Town. London Town. È una bella trasgressione. Un mi po' piace British. Molto. Yes, you know, yes. kind of. I'm like the Black Swan. Cosa instead. succede oggi? Oggi succedono un sacco di cose, principe, quindi dobbiamo organizzarci, dobbiamo andare con ordine perché siamo super collegatissimi con i nostri Carnival Speakers, quindi adesso scopriremo i nostri ragazzi dove sono andati, che cosa stanno facendo, che cosa stanno combinando, però nel frattempo dobbiamo fare anche un ripassino perché qui è passata quasi una settimana e quindi direi che magari è il momento di scoprire che cosa è successo domenica scorsa, domenica 13 febbraio. Prego! Domenica sera l'abbiamo seguito in diretta ed è stato emozionante. Ora vedere questo video prodotto da Vela Spa, che produce tutto il carnevale e che ringrazio, come ringrazio il nostro direttore artistico Massimo Checchetto per questa visione straordinaria, è davvero ancora quasi commovente. Sì. Anche perché se il tema del carnevale è Remember the Future e anche più di tutto ricordo il futuro, effettivamente tra i miei sogni di un carnevale futuro c'era questo corteo acqueo sul Canal Grande. Non è stato fatto in presenza più di tanto, è stato fatto in maniera quasi fosse un flash mob, ma organizzato meravigliosamente come avete visto, ed è stato veramente qualcosa che io non dimenticherò mai, visto da qua, figuriamoci chi ha avuto il privilegio di essere là. Questo video è montato stupendamente, sì, complimenti. Io avevo i brividi. Assolutamente, anch'io. Però sta succedendo anche dell'altro a livello di spettacoli acquei. A livello di spettacoli acquei ci sono veramente tantissime sorprese. Una è adesso, quindi sta per cominciare, lo scopriremo tra poco perché non voglio fare spoiler. Ci collegheremo con una delle nostre Carnival Speaker che è proprio lì in loco e ci dirà quale sarà la sorpresa. Ma non solo, ci sono degli spettacoli incredibili la sera da ieri, perché hanno cominciato ieri, però dopo te lo annuncio meglio, che voglio leggere, che è scritto tutto bene. Abbiamo Alice. La nostra regia ci dice che abbiamo Alice per un qualcosa a cui io tengo moltissimo, perché l'anima del carnevale, che sia in laguna o che sia in terraferma, sono le maschere.
le maschere. Il Carnevale di Venezia non è conosciuto tanto per i suoi carri come Rio de Janeiro o Viareggio, ma per questi personaggi che si creano da un anno per l'altro con una precisione, con un amore, con una passione incredibile, e io lo so perché sono direttore artistico dell'Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia, che ha centinaia di componenti da tutto il mondo appassionati proprio di questo, crearsi costumi e maschere, e amano partecipare al concorso. Quest'anno il concorso, ovviamente, dovuto alla pandemia, è fatto in un modo particolare. Ce lo spieghi tu? Sì, è un po' più virtuale, soprattutto l'iscrizione e la partecipazione. Poi in realtà il concorso vero e proprio è in loco. Allora ci sono due modalità di partecipazione. La prima è direttamente online, quindi se avete tempo e volete prenotarvi in anticipo andate sul sito www.carnevale.venezia.it, trovate la sezione dove iscrivervi al concorso della maschera più bella e fate l'iscrizione direttamente lì. Invece se vi trovate in giro per Venezia, improvvisamente arrivate in piazza San Marco, circondati da tutta questa magia e vi sentite talmente forti che dite io quest'anno potrei vincere il concorso della maschera più bella, basta che vi rechiate dove c'è quella pedana, quindi quella piattaforma in centro alla piazza con un leone gigantesco dorato, bellissimo, non si può non vedere, andate lì, ci sono delle scartoffie, sostanzialmente tutta burocrazia, quindi passate per di là e firmate tutto quello che serve, ci sarà un QR code con il quale potete completare la registrazione, dopodiché avete la possibilità di salire direttamente sulla pedana, come vedete qui in video, salirete lì, ci sarà un telefono che vi gira intorno, che quindi catturerà le immagini della vostra maschera più bella, anche se non potrete essere come me il principe, perché oggi siamo veramente bellissime. Ma sono stupendi, cosa stai dicendo? Sto scherzando. I nostri atelier sono meravigliosi. Sono felice di come siamo vestiti oggi. No, sei un'eleganza incredibile. T'assicuro che ci sono, ma io che ho sempre condotto la finale, avevo l'opportunità di toccare i tessuti, guardare i dettagli. È veramente, io mi complimento con queste persone che amano il Carnevale a tal punto da investire anche molto denaro per poter realizzare il loro sogno. Esatto, perché c'è gente che ci lavora veramente tutto l'anno, quindi noi adesso abbiamo trovato insomma questo escamotage per poter mantenere la tradizione della maschera più bella, seppur con le varie osservazioni per questo momento di pandemia. Certo. Quindi ovviamente ci sono tutte queste regole da rispettare. Ecco, vedi, questo telefono fa il giro, così si riesce a vedere a 360 gradi come è strutturata la maschera, dopodiché i video verranno inseriti sul sito del Carnevale, quindi www.carnevale.venezia.it, scusate, e lì dalle ore 18 fino alle ore 17 del giorno successivo avete la possibilità di votare il vostro preferito. Avete massimo un voto a testa, quindi seguite il link e votate la maschera che più preferite. Questo è molto interessante perché invece prima noi avevamo una giuria qualificata e a volte c'erano anche delle proteste, però sono tutte belle. Però adesso vorrei vedere esattamente cosa sta succedendo. In piazza Sei San Marco, collegata? la nostra Carnival Speaker Alice è lì in loco. Ci sei Alice, ci senti? Guarda, Grazie, eccoci. grazie Linda, grazie Principe Maurice. Ciao Alice. Ciao ciao. Come sta andando? Ciao, sono qui. Sono di fronte a questa Sei meravigliosa affannata, come installazione, mai? Stai Piazza correndo San dietro alle Marco. maschere? Che bello questo gioco Caleidoscopico. Sì, è molto bello, cambia C'è sempre. partecipazione Alice? Ci sono maschere? Sì, ci sono abbastanza maschere in questo momento. Ne è appena uscita una, qui ci sono molte persone. Ma Ora mi queste sono avvicino, lì per che guardare si o stanno per partecipare? iscrivere. Per guardare. Guardare? Un Ci sono appello, molti che fallo guardano. anche tu, a tutti Qui quelli abbiamo- che incontri. Siate tutti protagonisti del Carnevale, perché quest'anno lo spettacolo è la gente, quindi vorrei che tutti, anche in maniera tra virgolette povera, semplice ma fantasiosa, si mettessero in maschera e in costume. Tu sei vestita, Alice? Certo, vi faccio un dettaglio. Ecco, vedi, a me manca Io di ho una vedervi. maschera. Sì, Questi brava. sono dei corsari, vero? Ecco qui un dettaglio del vestito. Esatto, si stanno per iscrivere per partecipare al concorso. Puoi chiedere a loro da dove vengono? Certo. Salve, da dove viene? Dal Piemonte. Vengono dal Piemonte. Salutali da parte mia, di che c'è il principe Maurice che Eccoli vi qua. saluta col cuore. Il principe Maurice e Linda vi salutano molto. Grazie. Vi ringrazia. A voi striscia. Sono vestiti dai pirati dei Caraibi.
stupendi. Hai capito? Molto belli. Puoi chiedergli quello che chiedevo anch'io, se li sono fatti loro, Sì. i materiali, la ricerca, quanto Certo. diciamo, sforzo ha comportato la creazione di questo gruppo di maschere. Certo. Posso chiedervi, i vestiti li avete creati voi? Sì, creati noi con l'aiuto Delle sarte, Li hanno creati loro con l'aiuto di Sarte? Posso dire Quanto che tempo apprezzo ci avete molto messo tutti i per- dettagli, le e le abbiamo applicazioni. creati nell'arco di alcuni anni. Che hanno Ok. tanti costumi, adesso questo qui è uno, ma io no, ma loro sono, come posso dire, Sono molto abituati belli. al Carnevale di Venezia e quindi tutti gli anni hanno. Abbiamo anche sempre dei Quell'aggeggio che ha in mano la signora, la corsara, è un archibugio. Mi chiedono che cos'è questo suo aggeggio? Un archibugio. Se lo vediamo più da vicino, è un moschettone. Moschettone, Eccola ma qui. sembra Era quasi autentico. Eccola qui. Ma spara davvero? Certo, dicono che vengono tutti gli anni qui a Venezia e ne hanno molti vestiti, cambiano sempre, sono molto appassionati. Lo vedo e ci fa molto piacere. Volevo chiedere qui. al signore che sta spibolando col telefono, è molto difficile iscriversi? Cioè ci state dentro o è difficile? Signori, posso chiedervi, è molto difficile l'iscrizione o è l'iscrizione per concorrere alla maschera più bella o... Spiego, devi Tutto dire bene. esattamente l'opposto. Beh, ormai dovremmo essere abituati Tutto con i QR bene. code. Dammi il tuo numero di cellulare però. Certo, dicono che è molto facile. Bene, per fortuna. Salutami dai. Jack Sparrow. Ormai abbiamo davanti a noi un futuro di QR code. Sì, praticamente si Il dà per prossimo anno mi vesto da QR i code. menù al bar, tutto. Per entrare nei bagni, nelle toilette dei locali. I biglietti del treno, tutto un QR code. Anche per parlare con il principe Maurice, che è molto QR richiesto. code. Una volta dava i ticket come al supermercato, bisognava prendere il numerino, adesso bisogna portare il QR code. Esatto. Quindi anche qui. Ma come fai a sapere che io faccio anche questo lavoro di consulenza psichiatrica per... Ma non ti ricordi che l'altra Ah, sì, sera sei stata- è vero, sei stata la mia paziente. Sono stata in seduta da te, sì. È vero. Ne ho tanto bisogno, perché qui c'è il fuso orario, ma qua una fusa Allora, sono io. devo dire, adesso siamo ancora collegati, ci piace, non c'è assembramento, la gente Bravi. è curiosa, però Alice, tu avresti il coraggio di dire ad alta voce da parte del principe Maurice e di Linda Pani, qua nella sede virtuale del Carnevale, in streaming, che la gente deve vivere il Carnevale, deve mascherarsi, non deve aver vergogna, deve sentirsi protagonista perché ha tutta la città a disposizione e quindi chi non si maschera ma gli incolga. Mi dispiace, oggi sono vestito così, sono un po' Oggi sei cattivo. cattivo. Chi è che mi sta guardando che sono cattivo? Tu, sono cattivo e quindi dovete mascherarvi. Chi è che mi guarda? Là, adesso. La. Vestiti. Mascheratevi, Mascheratevi. mi raccomando. Mi raccomando, perché sennò se il principe si arrabbia, qua esplode tutto. Disastro. Un disastro. Anche perché è proprio bello, cioè il Carnevale di Venezia negli anni è diventato uno spettacolo, in realtà negli ultimi anni, e abbiamo sempre sollecitato dal palco, mascheratevi, sentitevi parte di questo gioco meraviglioso, basta anche un piccolo segno e io ritengo che sia davvero importante sentirsi parte di una festa. Non è è spettacolare, ma è una festa e tutti possiamo, oltre che assistere quando possibile agli spettacoli, ad esempio all'Arsenale, si possono acquistare i biglietti per assistere a uno spettacolo vero e proprio. Certo. Quello che sarà, ma non sto Non spoilerando. stai spoilerando, principe. Però lo al di là diciamo di dopo. questo ci sono i teatri aperti, ci sono i musei che hanno un'apertura straordinaria, serale, questa è una cosa meravigliosa. Ci sono le feste nei palazzi, prima fra tutte quella a Cavendramin Calergi, dove il che principe fa il cerimoniere, presenta la serata, è il protagonista, perché lui è meraviglioso, magnifico. ti tutto. rode? No, Ti figurati. invito, domani sei mia. Assolutamente. Davvero? Certo. Oh. E insomma la città è bella, è da vivere tutta, è da vivere da protagonisti, tutti quanti. E gli spettacoli sparsi nei campi, adesso ci colleghiamo, vero? Sì, esattamente. Fra poco ci colleghiamo e approfittiamo a questo punto, dato che mi hai lanciato questo assist, di ricordare che gli eventi di Venezia Wonder Time continuano oggi, continuano anche domani e per tutta la settimana grassa, dal giovedì grosso al martedì grasso, quindi dal 24 al 1 di marzo. Quindi sparsi in giro per tutta la città metropolitana,
Metropolitana di Venezia ci saranno questi spettacoli meravigliosi. Io volevo dimagrire, non posso adesso che arriva la settimana grassa. Arriva la settimana grassa, rimanere grasso. è il momento giusto per mangiare, soprattutto le frittelle, sai quelle rispieni di grasso. pistacchio. Che buone, mamma. Va bene, allora da piazza... E i Galani? E i Galani, certo, i Galani, come dimenticarsi La dei regia ci Galani. dice? Che siamo pronti. Oh, finalmente, Vai, stavamo mandiamo le ciance, cincischiando. cianciamo le bande. Da Venezia piazza San Wonder Marco, Time. da piazza San Marco ci Wow. spostiamo a piazza Ferretto. Beh, le due piazze cuore, se vogliamo, i due cuori pulsanti di Venezia metropolitana. Ecco, qui con noi c'è Ottavia, direttamente da piazza Ferretto. Oddio, c'è qualcuno che vuole impiccarsi? Ciao No. ragazzi, ciao Linda, ciao Maurice. Cosa sta succedendo, Ottavia? Chi è che vuole Come appendersi? state? Ah no, ecco, è un artista, mamma mia, mi era venuto un colpo. Sai, coi tempi che corrono. Siamo in piazza Ferretto a Black humor Mestre. oggi. Yes, Qua c'è black un humor, sacco I di told you gente. already. Scusatemi un attimo, scusi. Anna Laura! Ma chi è? È Anna Laura Vai qua. quella? Ma ciao, ma cosa ci fate in Laura. due? Ma vi siete sovrapposte? Intanto togliti dall'inquadratura, per favore, che mi stai rovinando tutto. Vieni Anna qua Laura, con ti ha me, rubato il salutami i lavoro. ragazzi. Ah, no. Ah, Ciao, eccole! Linda. Ma siete Ciao, amiche o vi principe. detestate? Siete contente di vedervi oppure no? Insomma. Ma Anna Laura, cosa Portiamo, fai? Rubi il portiamo. lavoro a Ottavia? Rubi il lavoro ad Ottavia? Lo spettacolo era talmente bello che volevo venire a vederlo anche io. Ma sì, è bello, poi voi vi conoscete già, no, nella vita. Adesso ve lo- Ricordiamo loro chi sono. Loro sono delle studentesse e come anche ai ragazzi, quindi sono studenti di Ca' Foscari a Venezia, quindi sono ragazzi veramente giovani che studiano eccetera e quindi non sono nati per fare gli speaker. Ma in se la questo stanno caso. già cavando, Ma se la stanno cavando benissimo perché loro sono i nostri inviati e sono l'elemento grazie, fondamentale troppo di questo gentili. carnevale perché loro ci stanno praticamente It's dimostrando. It's thanks to this student of Ca' Foscari University that we can have a relationship with the real stuff that is happening in town, in Venice Center and in Venice Mestre. And so we thank them so much because it's really Adesso- our connection with reality. Oh yeah, live. Live. Vi racconto un po' che cosa sta succedendo Brava. Vai. live. Allora, siamo qua con il Circo Volante, lo spettacolo è Cabaret Volante e loro sono una coppia. Adesso vedete solo lui, ma tra poco apparirà anche la sua compagna. E loro sono degli acrobati e fanno anche degli spettacoli da mangiafuoco. E adesso penso che inizieremo a entrare nel live, proprio nel vivo dello spettacolo. Quindi quello che avete notato e che dà, diciamo, pregio a questo teatro di strada è che c'è sì giocoleria, acrobazie eccetera, ma c'è effettivamente anche cabaret e danza a volte, ho visto, mi è sembrato di vedere addirittura alle volte delle coreografie. Sì, c'è di tutto, ci sono i mimi, ci sono gli Una cosa volevo acrobati, chiedere, ci gli sono... artisti sono a rotazione? È una Sì, sono a compagnia che è rotazione, stata ogni mezz'ora ingaggiata si e che gira? alternano. Dimmi scusa. No, dicevo che ogni mezz'ora si alternano gli spettacoli qua in piazza Ferretto, ci sono i vari Wonder Points che si possono trovare insomma sul programma del carnevale. Noi adesso siamo in piazza Ferretto Fontana. Bene. Oggi, anche se il tempo è un po' grigio, c'è tantissima gente lo stesso che viene ad ammirare questi spettacolari performance. Speriamo che tenga il tempo. Va bene, Ottavia, Anna Laura, noi vi lasciamo lì allo spettacolo, quindi continuate a fare foto, continuate a fare video perché siamo curiose e siamo curiosi e quindi vogliamo sapere poi che cosa succede, quindi rimanete lì che dopo Ciao ci ragazze, aggiornate. se Grazie. volete prendervi una pausa e collegarvi anche voi col vostro streaming, Adesso c'è una bella adesso c'è una sorpresa. sorpresa ragazze, guardateci anche voi e voi a casa spargete il La verbo voce. perché in questo momento Ci sono le 12 Marie alla loro prima uscita ufficiale che sono
in gondola, quindi per la prima volta vediamo le Marie del Carnevale di... Madonna, c'ho i brividi. Sì. Le Marie del Carnevale Perché di i brividi? Venezia. Perché dillo. sono gelosa. Ok. No, dillo, magari qualcuno che si è collegato non sa che tu sei l'ultima Maria che è stata catapultata giù dal campanile, sopravvissuta, eccola qua. Sopravvissuta, purtroppo, mi dispiace per te. Eccoci. Ma no, ma sono contento. Ah, sei contento? Certo. Ok, allora colleghiamoci Oh! con Milena che è in gondola con Maria Grazia, la Maria delle Marie, l'organizzatrice della Festa delle Marie e sono a Carezzonico. Ciao Maria Grazia, non ci vede. Non ci vede, salutaci Maria Grazia. Ciao Milena. Ciao Linda, ciao Principe e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Maria Grazia dallo studio ti salutano molto. Ciao Linda, ciao Maurice. Ciao Maria Tesoro, Grazia. ci manchi. Allora, guarda, le ragazze, pensate che non sapevano assolutamente nulla È una fino sorpresa. a Santa Sofia che hanno preso le gondole. Erano emozionatissime e alcune di loro chiaramente non erano mai andate in gondola, perciò è un corteo di gondole con le Marie bellissimo. Che bello. Veramente per loro poi entrare, vedrai quando entreranno in piazza San Marco, Vabbè, dalla per gondola è loro è veramente il pazzesco. primo sogno di questa grande festa delle Marie. Che bello. Sei Che bello. bellissima. Sei bellissima Maria Grazia. Diglielo Milena. Dicono che sei bellissima. Ah, grazie, grazie. È vero che c'è nebbia, nuvole, eccetera, Però ma è grazie, magico. grazie del complimento. Però è magico, è E magico. voi tutto bene? Tutto Sì. bene Maria Grazia. Siamo qua che non vediamo l'ora fortunati che di conoscerle. Sì, Io lascio la guarda, conduzione sì. adesso tutta a te perché è più emozionante ancora per te, anche se io sono un po' Assolutamente. il madrino delle Marie. Il madrino insieme a Maria Grazia, madrino. siete i nostri genitori adottivi. No, volevo chiedere gentilmente a Milena se per caso riusciva a fare un'inquadratura, se si riesce a riprendere le ragazze, magari anche da dietro, perché magari è in una posizione scomoda, però magari se riusciamo a vedere le ragazze. Quindi è stata una sorpresa, eccole! Ci sono, Mamma sono mia, proprio loro! Sono proprio loro! Mamma mia, che bello! Cioè, E quando è immagina che- l'impatto, quando no? è che le potremo conoscere una per una? Oggi? Oggi? Regia. Oggi. Ok, sì, infatti... Sì. Allora, intanto che loro percorrono il Canal Grande, che è sempre magico e meraviglioso, anzi forse per le riprese mi confermeranno i ragazzi qua in regia, è meglio che il tempo sia un po' così, Sia che non così. ci sia troppo sole, è vero? Sì, è vero. Ecco, Registicamente vedi che mi parlando ricordo è meglio. bene. Ed l'immagine è ovviamente sempre meravigliosa. You can see this cortege of gondolas that has the very famous 12 Marias on it, but now we want to see the selection. Yeah, we want to see the selection and I want to name them, so please, regia, se possiamo avere le nostre immagini. Contributo. Le nostre immagini delle Sono lezioni. curiosissimo, voglio vederle. Saranno Siamo? belle, saranno brave, saranno gentili. Ecco. Adesso lo scopriamo, ecco. La selezione è avvenuta alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Esatto, hanno partecipato Proprio il parecchie 14 ragazze. febbraio, il giorno degli innamorati. Il giorno degli innamorati, perché loro sono innamorate di Venezia, sono ragazze veneziane residenti in provincia di Venezia, Venezia ovviamente centro storico, oppure nate e o residenti a Venezia, quindi grandissime amanti della città e quindi innamorate, quindi è l'amore per Venezia che spinge a partecipare alla Festa delle Marie. Qui vediamo la selezione, probabilmente vedremo anche l'elezione delle 12 prescelte, vediamo Allora, chi di loro. Questo è il nuovo abito realizzato dall'atelier Pietro Longhi. Che ci veste anche in questo questo weekend. momento. Io sono molto grato e molto fiero di portare un costume del grande Francesco Brigi ed è il nuovo costume delle Esatto. Marie che va un po' più avanti nel tempo, quello Esatto, prima, siamo intorno al 500. mentre quindi. quell'altro era del 400. 400. Quindi c'è questa ricostruzione filologica, guarda che bei sorrisi che hanno. Io ho presente quell'emozione, quindi posso immaginare Ecco la loro Francesco felicità. Brigi. Ciao Francesco! Ecco che sta svelando mostra, l'abito svela. nuovo. Poi lo racconta, lui Sì, ci sì. mette un amore quando Lui racconta. e Raffaele De Sì sono straordinari proprio in particolare nella ricostruzione filologica, prendendo spunto da dipinti o da incisioni, insomma, o anche da descrizioni dell'epoca, e il risultato è sempre straordinario. Allora, intanto volevo dire un pochino, per chi non lo sapesse,
perché magari in collegamento c'è chi non è mai venuto al Carnevale di Venezia, che la festa delle Marie è una festa tradizionale molto antica, più antica ancora del Carnevale, Certo. ed era una sorta di celebrazione dell'abbondanza del solstizio, con la scelta di celebrare un matrimonio tutte insieme. Il numero 12 un po' richiama gli apostoli, se vogliamo, insomma, quindi aveva uno sfondo anche religioso. Il doge sceglieva 12 fanciulle, o Che dovevano probabilmente essere vergini, belle e povere. e buone. E buone, soprattutto buone. E infatti Quindi- perché hanno scelto me? Buona di che? Vabbè. Mi venivano battute su altri dettagli, No, ma non ok, importa. vabbè. No, lasciamo Ne stare. parliamo dopo in Ecco, camerino. La manifestazione, l'evento delle Marie era diventata la festa più importante della Serenissima. Con grande sfarzo venivano vestite con il tesoro di San Marco, venivano dotate di una dote, e c'era questo corteo, questa celebrazione con la città che andava in tripudio. Le famiglie nobili erano naturalmente coinvolte per poter finanziare il matrimonio di queste fanciulle, ed era una cosa meravigliosa. Bruno Tosi, molti anni fa, decise di rievocare questa... Molti, 1999, quando sono nata io, molti Tantissimi, vaccipiano, tantissimi. Ecco, decise di collocarla nel Carnevale come uno degli eventi che è diventato poi l'evento sostanzialmente più interessante, più particolare, più Sì, coinvolgente. più coinvolgente, perché poi tra le 12 ragazze la Maria che diventa la Maria dell'anno sarà La colei madrina che del farà Carnevale, l'angelo. Esatto, l'angelo, quindi farà il volo dell'angelo in apertura del Carnevale successivo. Beh, che è tu che sei un'emozione stata grandissima. l'ultima, c'è un'immagine, questa immagine tua stupenda, che è diventata un po' l'icona del momento in cui poi si è stoppato tutto. Adesso speriamo che la vincitrice Vabbè, possa... se volete farmi fare un altro volo, così magari il No, cerchio basta, si chiude. basta. Io ho così chiesto- ho aperto, ho chiuso e Ho quindi chiesto poi di basta. essere buttato anch'io, però mi hanno detto volentieri ma senza imbragatura, quindi ci devo pensare. Ti butto La regia giù io, ci sta principe. sollecitando con... Oh, che bello! belle! Vai, vogliamo Sono vederlo. stupende, Da Palazzo bellissime. Vitturi, le nostre 12 Marie, finalmente le vediamo Quindi anche le vestite. vediamo, quelle che sono state scelte, che stanno andando in gondola in San Marco, Sono giusto? emozionata. Grazie regia. Allora, sono molto soddisfatta, un po' in ansia, diciamo la verità, da questa notte per il tempo, però visto che regge sono felicissima. Le ragazze immagino che per loro sarà un sogno detto tra di noi, che non mi sentono fare il Canal Grande in gondola 2 a 2, è bellissimo arrivare in bacino, è una cosa splendida. Però secondo me sarà un sogno veramente bello, quello in gondola su tutto il Canal Grande, bellissimo. Meno male che il cielo ci aiuta e sarà una giornata splendida per loro. Bellissime. Bellissimo, Sono bellissimo. proprio belle, mi piacciono molto i nuovi costumi. No, mi sono piacciono veramente loro. incantevoli, Qual è luminose. l'emozione? Quando vi preparano e indossate magari per la prima volta un costume del genere, qual è l'emozione di sentirsi entrare in questo personaggio che è la Maria? Quelle scelte erano prescelte, erano privilegiate. Certo, era un privilegio. Poi la Maria delle Marie, come è successo a te, a lei. Un'emozione anche beh. esponenziale, alla potenza proprio. Prima No, inter pares però, ci teneva tantissimo Bruno a questo. Quella che veniva eletta era bella tra le belle. esatto. Assolutamente. No, l'emozione di indossare l'abito è indescrivibile, perché nel momento in cui tu ti vesti vieni catapultata proprio in un'altra dimensione, in certo. un'altra epoca, quindi Anche perché è una vera e propria quasi cerimonia, perché Certo. cioè, tutto è come allora. La preparazione, quindi i il nastri, trucco, il le parrucco. cose, le chiusure, le crinoline, tutto, le tutto. cose. È un momento magico, è veramente un momento Che bello. magico, anche perché tante volte sono le Marie di anni precedenti, perché poi una Maria è Maria per sempre, questo lo dice sempre Maria Grazia, quindi la cito, quindi ci sono le Marie degli anni precedenti che ti vestono, e quindi c'è come questo passaggio, questa continuità generazionale di chi poi diventa Maria. A proposito di Marie, vorrei citare le 12 ragazze che sono le 12 prescelte di quest'anno, perché mi sembrava giusto, insomma, citarle. Allora, leggo i nomi. Abbiamo con il codice 01, no scherzavo, No, che Beatrice stai Bassan, Laura Gastaldi, Alessia Alberti, Giorgia Benatelli, Silvia Pianon, Giulia Rossetti, Alice Bars, Aurora De Gaspari,
Nicole Padoan, Veronica Cortese, Beatrice Cocchia e Sara De Lazzari, senza dimenticarci anche le due damigelle, perché metti caso che qualcuna si fa male o qualcuna si ritira, ci sono due ragazze pronte lì a sostituire o a fare lo sgambetto a una delle 12, che sono Melania Arioli e Giulia Caramel. Che c'è? Che è quella faccia? Sono arrabbiato. Perché sei arrabbiato? Perché da che sono state riorganizzate le Marie ho sempre fatto io questo elenco delle Marie. Ti ha portato via È il la lavoro. prima volta che... È perché è ora che Basta, io me pensi ne alla vado. pensione. Principe, devi cominciare a pensare alla pensione, devi avere qualcuno, un erede Ma che certo, faccia ma quello che fai tu. figurati. Anzi, mi piace molto ed è ancora più emozionale che sia tu, che sei stata l'ultima vera Maria dell'Angelo, anche se l'ultima Maria come si chiama? L'ultima Maria è Mara Stefanuto, la Maria dell'anno scorso, che quindi farà il passaggio quest'anno. Ma quindi lei non la buttano? Lei non la buttano, lei ha partecipato Ma al è corteo contenta acqueo di Ma domenica. lei voleva buttarsi? Lei, penso che sia il sogno di tutte coloro che partecipano alle Marie, se potersi proprio buttare vuole giù dal buttarsi. campanile. Poi se vuoi buttarti giù per altri motivi, gingiappi, nel senso, meno male, poi in qualche modo lo fai. Ok, basta black humor perché siamo vestiti di nero, direi che è arrivato il momento. anche questo Vedi, viso di entri nel minaccia. personaggio, quando ti vesti, entri nel personaggio alla fine. Vorrei Stringiamo collegarmi con perché la regia ci dice che Diego da Santa Maria Formosa ci sta aspettando. Santa Maria Formosa, dove abbiamo visto nel video di prima, Esatto. è un campo che mi sta particolarmente a cuore perché ci ho anche lavorato ed era vissuto anche lavorato, se c'erano spettacoli anche. Infatti ci sono ancora gli spettacoli. Ci sono ancora gli spettacoli. Eccoci Ciao qua. Diego. Oh, che bella Buonasera. ballerina. Diamine. Buonasera, siamo qui in campo Santa Maria Formosa con Damiano Massacesi che ha appena finito il suo spettacolo tentando di conquistare una signora del pubblico, ma è andato tutto storto tra rose infuocate, bottiglie vuote, tentativi di approccio andati vani, diciamo. Eh beh, Non ma è che andato tipo molto di bene. approccio voleva? Adesso lo fermo e lo intervisto. Oddio, si sta spogliando in Adesso lo fermo si è e messo- Mi gli piace chiedo. tantissimo questo camp. Bello, bello questo. Vai, Siamo qui vai in per il diretta primo piano, sui Stella, canali del vai, Carnevale. vai. rivesto. Ciao, no, perché? No, Ciao, digli che si spogli come- pure. Ma che prende freddo? Dicono che si spogli pure da... Sì, mi spoglio, adesso mi rivesto perché fa un freddo terribile. Beh, certo. Poverino. Ma da com'è nato questo spettacolo? Come ti è venuta l'idea? È nato in realtà in un momento in cui avevo il desiderio di donare un po' di poesia ed abbracciare il pubblico e quindi ho deciso di cercare di creare uno spettacolo leggermente poetico che abbracciasse davvero tutto il pubblico e li coinvolgesse con comicità e poeticità. Ci Ma piace in moltissimo quanti posti questa del mondo hai filosofia. fatto vedere il tuo spettacolo? E allora sono stato in vari posti, soprattutto in Sud America, Argentina, Brasile, Italia, Spagna. Di dov'è lui? Diego, Cosa ti piace? di Di dove dov'è? sei? Sono dalle Marche, vengo da vicino Ancona, in provincia di Ancona. Niente, Marchigiano. Provincia di Ancona, non so se Marchigiano. avete sentito. Mi piace tanto. Eccoci, Fagli adesso- complimenti, anche se non abbiamo visto l'esibizione. Sì. Fagli complimenti tu che l'hai Ok, vista. ci complimentano. Grazie. Sì, è stato molto bello, è stato molto complimentiamo a coinvolgente priori, anche con, anche se non abbiamo- con Solo il per come ha pubblico vestito ci e complimentiamo. adesso inizierà un nuovo spettacolo con Diego Draghi che farà dello spettacolo di giocoleria coinvolgendo moltissimi bambini nel suo spettacolo. Bambini e non solo. Ci sono- Bambini e non solo, esatto. E anche magari qualche curioso che passa per di lì. Però io insisto nel mio appello. Ecco, questo era il set dello spettacolo. Per l'aperitivo, per Con la l'appuntamento. rosa, sì esatto, rose bruciacchiate, bottiglie vuote. Un po' sgrauso, insomma. Anche il come principe quando ha corteggiatore. degli appuntamenti No, no, fa no, io prendere puro- fuoco. Chiediamo anche a Diego il prossimo se ci racconta qualcosa. Sì, buonasera, mi sono appena svegliato, cosa succede? Si è appena svegliato, dice Diego qui. Qua in camerino, cosa succede? È successa la guerra, è partita? Siamo L'Ucraina? qui in diretta sui Sì, canali sì, del Carnevale siamo di in piena Venezia. guerra Direi- mondiale e Carnevale fra di poco Venezia. verremo bombardati. Devo dire qualcosa di intelligente o possiamo passare alla domanda successiva? Lei cosa ci racconta del suo spettacolo? Il mio spettacolo vi racconto che tra poco dovrei iniziare.
sempre Ci quando... sono delle particolarità? Magari? Sì, ci sono delle particolarità che non posso svelare su questi social. Faremo delle grandi risate sotto il baffo. Il baffo va per la Grazie maggiore. mille. Sì, sì, il baffo ha il suo Baffo fascino. fa. Ha il suo fascino il Io ho baffo. 4 peli, sembra un tricheco quando cerco di far crescere i baffi. 4 peli dritti, però faccio un piccolo spoiler. No, aiuto, ho paura degli spoiler No, del principe. nei panni del maestro di cerimonie al galà ufficiale del Carnevale di Venezia a Cavend Arminca Lergi, io interpreto un bizzarro Salvador Dalì. Dalì. E allora me li sono dovuti fare, allora me li ero dipinti prima che mi arrivassero quelli che ho fatto fare pelo per pelo, bellissimi proprio, come se mi tocca appiccicarli, perché io sono un tricheco. E se si staccano Sì, come... io sono un tricheco, tu sei una foca. Io dai, sono una ti foca, prego. guarda, faccio la foca, guarda. Ecco. Sono bravissima. Momento altissimo della comunicazione. Momento altissimo di televisione questo, so fare la foca. Bene. Ok, basta, stop Sono it. tentato Thank di you andarmene so anche much. adesso. Cosa succede? Ok, allora adesso, Principe, io ti devo raccontare una cosa. Ho una sorpresa da farti, perché prima tu hai spoilerato qualcosa, ma probabilmente ne sai, forse più di me, forse meno di me, non lo so. Però devi sapere che è partito lo spettacolo Nebula Solaris. Mamma mia. Proprio ieri sera, tra l'altro la nostra regista c'è anche stata, quindi ci ha anche raccontato un po' di che cosa si tratta. Io sono curiosissima e spero di poterlo vedere dal vivo. È una festa veneziana che solitamente si svolge altrove, invece quest'anno ha trovato locazione nel magico Arsenale di Venezia, quindi è un teatro a cielo aperto sostanzialmente. Stupendo Abbiamo perché anche c'è una sorta di bacino protetto, chiuso, per cui si può accedere comprando dei biglietti come fosse un teatro. Esattamente. Ecco il contributo Abbiamo- video perché... abbiamo anche delle ecco, immagini. voglio proprio vederlo. Si intitola Nebula Solaris. L'acqua, il fuoco, la terra, l'aria. Straordinario, è veramente, mamma mia che brividi. Sì. Questo carnevale della rinascita, se vogliamo, sta andando veramente, guardando il futuro, a ripescare dal passato il concetto, perché l'acqua, le feste sull'acqua erano fatte secondo i mezzi dell'epoca. Qua abbiamo anche la tecnologia che aiuta Abbiamo a la rendere tecnologia dalla nostra spettacolare parte. in maniera straordinaria, ma proprio ci siamo tantissimo in questo fatto che ricordiamo il futuro perché lo abbiamo immaginato, ma perché lo abbiamo vissuto e vogliamo che ritorni. Quel futuro lì è il futuro che ci auguriamo per il Carnevale e per tutta la città, che quindi riscopra la sua forza originale. Guarda che immagini pazzesche. Che meraviglia, sì, sì, sì. Infatti io volevo abbiamo una leggere, scheda in sì, cui- io ecco, brava. guarda, vorrei leggere proprio È curato riga da- per riga perché è spiegato benissimo e non voglio saltare Sì, dei sì, sì. pezzi, quindi lo spettacolo sull'acqua è curato da Opera Fiamme e Viorica con la regia di Anton Bonura, che daranno vita ad una memorabile serata di giochi d'acqua e di fuoco e non solo, con una narrazione onirica che trasformano in arte gli elementi di aria, terra, acqua e fuoco, come hai detto prima, creando delle visioni immaginifiche di mondi sommersi e civiltà future. Quindi abbiamo questa ispirazione che rimanda sempre al passato ma in vista del futuro, quindi tutto molto sperimentale. Su imbarcazioni e chiatte galleggianti allestite e scenografate con installazioni metalliche con il fuoco, e quindi fra le fiamme sulle acque antistanti la darsena dell'Arsenale si popola in questo spettacolo meraviglioso dove gli artisti si esibiranno in un repertorio tra giochi, attrezzature sceniche, acrobati, visionari delle bolle di sapone e mirabolanti evoluzioni del flyboard. Come vi avevo detto, questo spettacolo può essere fruito con l'acquisto online sul ricordo www.carnevale.venezia.it, c'è scritto tutto, come si può accedere a questi spettacoli. C'è un biglietto da pagare, ma veramente ne vale la pena. Quindi da questo weekend
quindi oggi e domani, e poi da giovedì a martedì grasso con 2 spettacoli alle 18:45 per magari i più giovani, anche i bambini magari prima di tornare a casa, e alle 21:10 per i più adulti. Per i notturni. Perché? Perché è uno spettacolo che va bene per tutti. L'ingresso è ovviamente con prenotazione obbligatoria, quindi come vi ho detto andate sul sito. Ma adesso torniamo a Venezia Wonder Time, quindi adesso ci sono i nostri Carnival Speakers che sono per l'appunto in giro per la città metropolitana di Venezia, quindi chiedo alla regia con chi abbiamo il collegamento aperto. Siamo Ciao con Domenico in Campo San Cassiano. Ci senti? Ciao Domenico! Ciao, sì, riesco a sentirmi. Ciao, Buonasera. Fate vedere. Guarda. Ciao, sono in Eccoti! Volete vedermi? Sì, vogliamo salutarti, vogliamo vedere anche te. Sì. Ciao, Eccomi eccoti qui. qua! Ciao. Perché sono belli, sono freschi. Sono freschi, sono giovani, Oh. principe, ma tu che ne sai? Perché li abbiamo incontrati? No, che ne sai di gioventù, intendevo. Ah, grazie. Mi ricordo anch'io, Remember the Future. Remember the Future, la seconda gioventù dopo i 50. Cosa sta succedendo? Adesso stiamo assistendo ad uno spettacolo del mago della Maiella e si è appena trasformato il giullare in una dama, ecco, credo del Medioevo. Eccola qui, adesso vediamo cosa faranno. Ah, quindi ha trasformato il giullare in una dama. Senti Domenico, Cambiamento così. Domenico, Bello tosto, scusaci. direi. Domenico, scusaci, mi dicono dalla regia che abbiamo le 12 Marie in piazza San Marco, quindi io ti terrei in pausa un secondo, quindi tu rimani comunque collegato sempre sul pezzo perché fra poco torniamo. L'ha messa incinta nel frattempo. Sta per partorire. Mamma mia quante cose che ci Ciao perdiamo. Domenico, a dopo. Domenico, a fra poco, grazie. Allora ricolleghiamoci con Milena che è in piazza San Marco con le 12 Marie, nel frattempo loro faranno su famiglia, avranno anche nipoti, quindi dopo torniamo Domenico e vediamo un po' che cosa sta succedendo dalla nostra inviata con le 12 ragazze. E adesso finché aspettiamo Allora, il collegamento... in attesa del parto... Ah, no, ha già partorito! l'ha già partorito, vedi? Adesso cresce e diventa un altro... Una sorta, vedi... Remember the Future. Sì, esatto. Ok. Eccole, li bellissime! abbiamo. Oddio, che bello. emozione! A sorpresa le stanno presentando, sorpresa. altrimenti si sarebbe creato un assembramento. È tutto così, funziona un po' tutto così quest'anno, ma l'emozione è grande e poi grazie a queste dirette di Vela Spa possiamo, certo. Possiamo veramente coinvolgere tutto il mondo perché queste sono immagini assolutamente inedite, è una sorpresa anche per noi. Ça, c'est le défilé des 12 maries qui ont été choisis le 14 février et qui sont vraiment toutes très belles et qui ont un costume nouveau, on peut dire nouveau, mais parce que le premier c'était du 14e siècle, celui-ci c'est du 16e et c'est super. Dans la place de San Marco, qui n'a pas de palco, je pense que ça c'est l'unique événement qui peut être sous une espèce de palco parce que celui-ci c'est le coin des masques. Les masques peuvent se présenter, s'enregistrer et se montrer pour un concours international parce que ce sont les gens qui vont voir la direct streaming qu'on fait tous les jours du carnaval qui peuvent voter la masque la plus belle. Alors il y a la photo traditionnelle des maris avec le fond, la présentation que normalement je faisais, mais je ne peux pas faire cette année, avec l'église de San Marco par arrière. C'est magnifique, je suis ému parce que je ne suis pas là, je dois être ici, mais je suis ici avec toi, avec tout mon amour. Povero principe, pour prince. Pauvre. Pauvre, non so il francese. Le pauvre prince. Le pauvre prince, merci macaron, le baguette. Sono affatto povero, sono ricchissimo a essere in tua compagnia. Cosa vuoi, la baguette? No, sono le uniche parole che so in francese. No. Ok. Va bene. Va bene, ci fermiamo qua. Vabbè, ci Guarda sta. come sono belle le sono nostre belle, sono Marie. emozionate. Devo dire che questa postazione per le maschere con questa tecnologia che gira intorno è molto interessante. Ringraziamo Milena per le immagini.
vedi, si riesce a fare, l'anno scorso non era stato possibile, almeno questo, la foto, caspita c'è un sacco di gente però. Non c'è assembramento, C'è nessuno, non c'è c'è il nessuno. distanziamento, Sì. sono tutti con le mascherine, con le maschere, quindi... Che non bello, c'è beh, del problema. resto le Marie sono amatissime. Certo, sono A te è conosciute in tutto capitato il per mondo. strada di essere fermata, riconosciuta, al di là che dopo hai anche già cominciato una carriera da attrice, da conduttrice radiofonica, eccetera, speaker, eccetera. Ma prima, proprio appena eletta, ti riconoscevano già più o meno? Sì, la zia... Ecco. lo zio. Ciao zia, ciao nonna, no, chi è che saluti? la nonna, Ciao la nonna, nonna, cara. ciao nonnina. Voglio conoscerla, Sì, dopo te la faccio conoscere. La nonnina, la zia Laura, mamma e papà. Eccole, Eccole, si belle, stanno una per presentando una ad una. Mamma mia, cosa ci stiamo perdendo? Penso che sia Maria Grazia a presentare coi nomi, no? Non lo so, Milena, chi è che sta presentando le ragazze? Ma come sono belle? No, in realtà stanno facendo la foto circolare, non so se si vede adesso Sì, che si sta vede, si girando vede. intorno Ah, quindi siamo solo noi per, che abbiamo pubblicato i nomi. per la miglior maschera. Sì, non le hanno presentate con i nomi qua. Sì, anche perché non era previsto effettivamente l'evento sul palco, però così è bello anche perché in questo modo ci sarà la foto tridimensionale di ciascuno di loro. Certo. Un'altra innovazione tecnologica Tecnologica. che ci fa ricordare il futuro, perché questa è una delle più antiche tradizioni veneziane, però vista con l'occhio di neanche domani, dopodomani. Esatto. Direi che è spiegato in maniera... Ti piacciono? Ti piacciono le Marie? Tu che le vedi dal vivo? Vabbè, deve dire sì per forza, che dice no, Sì, non mi piacciono. no, so ragni. Sono racchie. Hanno un vestito bellissimo. L'abito è veramente spettacolare, di una delicatezza e di un impatto, poi tutte insieme così acconciate veramente come fossero spose, sono Sì, veramente bellissime. Brava, l'ho notato anch'io e questo mi piace molto. Sì. Chiederò a Francesco da quale iconografia l'ha presa, perché il velo, e queste erano ragazze che andavano in sposa. Andavano in sposa. Il corteo che si sarebbe dovuto fare oggi, che partiva da San Pietro di Castello per arrivare in piazza San Marco, che avrebbero portato per l'appunto le 12 Marie sulla portantina, andava a simboleggiare metaforicamente proprio il matrimonio. Quindi le ragazze Ciao, facevano salutala. questo corteo. Guarda, ci sta salutando, Ah, ciao! che carina, lei non sa di essere in visione mondiale in questo momento. They are so beautiful, the 12 girls that represent the history of Venice and the beauty, not Of just Venice. not just aesthetical, but also Also inside, spiritual. spiritual of the Italian and Venetian, especially Venetian girls. Oh yes. We have one. Oh, thank you so much, Prince. I love you. I love you. È il solito galantuomo. Sì, allora, tanto le Marie adesso le conosceremo Perfetto. via via, no? Regia? Sì. Ecco. Adesso le Allora, Marie intanto le saranno abbiamo super viste arrivare in impegnate. piazza San Marco ed è stato emozionante che potessero fruire di questa postazione per farsi conoscere e vedere dalla gente. Però adesso andiamo dove? Adesso torniamo... Ah, ok, Anna Ah, Laura bene. prontissima da Piazza Ferretto. Allora, le Marie saranno piene di impegni in questi giorni, quindi scopriremo mano a mano che cosa aspetta loro tra eventi sociali, culturali e di divertimento, quindi ci faremo raccontare. Però intanto andiamo a scoprire che cosa succede a Venezia Wonder Time, quindi gli spettacoli in giro per la città metropolitana. Come detto, siamo a Piazza Ferretto, in Piazza Ferretto, insieme ad Anna Laura. Cosa succede, Anna sentire. Laura? Ciao! Allora, sono al gazebo di Piazza Ferretto e questo è lo spettacolo di Mr. Bang. Ah, il gioco dei tre. Sono delle senza tre. Ottavia adesso. 1, 2, 3, tre busolotti, che facciamo? Mettiamo una pallina? Sì, lui è un clown. No! Ma che un pallina? No, mettiamo un... Che fa? Ma no, pallina noiosa! Pallina noiosa! Mettiamo un mini ciccioli! Oh, che sarebbe un mini ciccioli? Oh, vi faccio vedere! Oh, i un petardi. mini ciccioli è uno di questi! Si prende, Abbiamo detto che si esplodeva accende, tutto si oggi. accende e Sta si usando aspetta. i petardi. Ai ai. Non E questo fatelo è a un casa. mini Non fatelo a casa, esatto, stavo per Adesso, dirlo. magia! No, no, decisamente. Dove il mini ciccioli? Segui, segui. Dove? Allora, come dicevo, lui è un clown molto irriverente, è metà inglese e metà francese. Infatti, non so se sentite un po' un accento principe Maurice, io so che te sai le lingue e hai sentito un po' questo In mezzo! accento. Sei sicuro? Sicuro?
Français. Troppo intelligente. Faccio Oui, più mais oui, difficile mais per oui. te. Guarda bene, guarda bene. tutti Dove? Dove? Io mi sento Dove? esclusa però Il y a, quando il y a parlate des artistes qui francese. viennent de l'Europe entière. Io mi sento esclusa quando parlate francese Ci però, ragazzi. sono artisti che vengono da tutta Europa, credo che ci siano in lingua inglese e anche spagnola, se non sbaglio. Mi è sembrato di capire. Sí, penso di sì, penso proprio di sí. Pronto a mettere 50 Ole que vamos, caramba. Saludamos a todos los amigos que nos están mirando y escuchando Non desde cantiamo la canzone di España. prima, No, quella di prima no. E quindi Principe, non possiamo svelare tutto il No, no, no. backstage perché sennò Cioè, ci allora, il chiudono e non ci backstage fanno più lavorare. È altrettanto divertente quanto lo stage. forse Esatto, anche di più. però dovremmo andare in fascia notturna per Assolutamente. raccontarvi che cosa succede nel backstage. Cioè, non pensate male, tutto No, semplicemente nel senso che apprezzativo. facciamo delle battute e ci divertiamo un sacco. Sí, quindi saludamos a todos los que nos están escuchando desde España, desde América Latina, desde todas las partes. Español entonces. Sí, podemos hablar español, mi amor, no es un problema para mí. Me encanta muchísimo esto. Es una excitación interior que Es tengo caliente, es caliente, mucho, muy caliente. mucho. Vale. Vale, mi amor, vamos. Che sta facendo adesso, mini ciccioli? Here we go, showtime. Adesso penso che metterà la musica. Vediamo. Dai, che così Sentiamo la balliamo. scelta musicale. Ah, ecco. Aia. Aia. Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen. something I like to call sensation. Very sexy. Ok. Se avessi il ciuffo farei più così. Invece non ce l'hai perché la gioventù A ormai... volte mi lascio i capelli da... Ah, lo fai apposta, è una scelta. Ok. A volte mi appiccico dei ciuffi e faccio proprio così. Fai proprio così. E rimangono attaccati. Perché ho di fare una fatica poi per togliere. Principe. C'è questa colla teatrale che potente. Sì. Fa miracoli. Assolutamente. Guarda che sexy. Va bene, grazie mille Anna Laura. Noi intanto Ciao! noi rimaniamo sempre in piazza Ferretto, però ci colleghiamo invece con la tua collega Ottavia, che non so che cosa stia facendo, quindi ce lo facciamo raccontare direttamente da lei. Ottavia, ci senti? Le vostre facce. Così. Ti sto assistendo alla storia di Venezia in versione media. Quanti veneziani ci sono qua? Ah, la storia di Venezia versione commedia. Ehi, Che ma bello. riconosco i Pantakin! Ma sono i Ciao! Pantakin, sono i Ciao, nostri regia, colleghi. ci dai la conferma? Santo protettore, ovvero San Marco. Emanuele. Il Bravo. nostro Emanuele. Beh, del resto loro sono... Pilastri del carnevale. Signori, l'evangelista Marco morì e fu Certo. sepolto. per il E il mondo. terzo giorno non era risuscitato ad Alessandria d'Egitto. Loro sono bravissimi, novembre raccontano tutta la storia di 1927, Venezia, dei 1600 anni di salparono Venezia, dalla città parlano degli lagunare. episodi Non più è vero. significativi della Con storia l'intento e in maniera ironica e insomma sono degli attori bravissimi. Salma le reliquie del santo su ordine del doge Partecipazio. Che bello, avrei voluto vederlo tutto. È molto bello. Fanno un riassunto della storia di Venezia, 1600 anni tipo in un'ora di spettacolo, cose così. Esatto, mezz'ora praticamente. Mezz'ora addirittura. Straordinario. Capacità di sintesi e di didattica anche per i più restii allo studio, diciamo. Perché sdoganata in questo modo, un po' come mi piace ad esempio che siano stati fatti dei fumetti sulla storia di Venezia, questo modo che è quasi fumettistico e didascalico come dell'arte è così, è veramente funzionale a raccontare questa storia meravigliosa in maniera comunque non pesante, leggera, ma efficace, che ti rimane Che in dopo testa rimane in testa perché uno apprende, ai si punti, ricorda. diciamo, più importanti di riferimento. Sì, perché a Questa è una volte bella cosa. un linguaggio molto forbito, molto acculturato, magari può risultare un po' noioso. ridondante, un po' pesante. Invece questo è bello. Farlo con questa chiave rende tutto molto più interessante e anche Mi più piace facile da molto ricordare. che questo pantalone, che era nel ruolo di Doge Partecipazio, abbia questo cappello che ricorda il corno dogale. Infatti che è l'ha chiamato corona del Doge. Doge, sì. Però sarebbe pantalone in realtà. Vedi che bello che un attore interpreta una maschera che a sua volta interpreta un personaggio. Pazzesco, È è tipo un'iperbole. metateatro, cioè dentro Sì, è tipo è una un'iperbole, è matriosca, una meraviglioso. matriosca. Regia. Ok.
Ok, allora dopo un po' di Perché c'è gente, fa difficoltà. fatica a muoversi. Ok, dopo un po' di difficoltà siamo Giorgia. riusciti ad aprire anche il collegamento con Giorgia. Allora, Giorgia. intanto, ciao Ottavia. Ciao Ottavia, grazie mille. Facci il riassunto Molto del bello. riassunto dopo, Grazie mille. Ciao ciao. Colleghiamoci con Giorgia adesso. Georgia in my mind. Giorgia. Eccola. Oh, adoro lui. Lui ha tutto un mondo interiore. Anzi, un mondo nell'interiore. Ah, letteralmente. Sì. Hai capito? Chi è Giorgia? Barile si chiama. Fausto Barile mi sembra che si chiami questo artista pazzesco che ha creato questa struttura, non voglio spoilerare, però è talmente bello, per cui lui aprendosi il pancione ha Sorpresa. un teatro dentro. No, hai detto che non lo dicevi. No, succedono delle cose che non dirò, ma è veramente un teatrino con delle piccole... Eccolo! Eccolo. Abbiamo il collegamento che ha probabilmente dei problemi di connessione, quindi non si vede tanto bene. Eccolo. Guardate, ambiente climatizzato e No, nelle vabbè, costole, geniale. come se fossero dei palchi, sono seduti degli gnomi, non saprei. Geniale. È stato il primo spettacolo che ho visto di questo carnevale quando sono andato alle 11 del mattino di sabato scorso a dare un'occhiata in Campo Santa Margherita e devo dire che ho detto ragazzi, ho capito subito che la qualità di questi artisti è veramente notevole, quindi non si tratta di giocolerie semplici e basta, si tratta di spettacoli che potrebbero essere tranquillamente messi in un grande show di cabaret internazionale. Sì, sono dei professionisti, sono artisti di strada che fanno questo E da anche tanti le anni. attrezzerie, o anche ad esempio questa io l'ho trovata veramente l'invenzione più originale, più straordinaria. Se dovessi votare l'artista che mi ha colpito di più sino ad ora di quelli che ho visto, grazie ai collegamenti, perché poi non ho avuto tanto tempo di girare, per cui a questo servono i nostri collegamenti e grazie ai ragazzi che li fanno, sarebbe proprio questo qua. Questo artista qua mi ha emozionato, mi ha divertito, non dico, è veramente teatro dell'assurdo, in senso comico, grottesco. Quasi grottesco, certo. Grottesco anche perché comunque lui si sventra, quindi Certo. c'è questo aspetto un po' inquietante che invece è ridicolo, divertente, i bambini non si impressionano. Speriamo che non abbiano voglia di vedere cosa c'è nella pancia del nonno, magari che è un po'. Esatto, che dicono, ingrassato. aspetta, anche questo, diciamo, non fatelo a casa, anche per questa cosa non non squartate il nonno. Esatto, non si sa Per mai. vedere se è il teatro dentro. Anche perché Mi io raccomando. trovo veramente poetico, anche se con questo aspetto un po' grottesco, quindi questo aspetto un po' bizzarro, come hai detto te, dell'aprire la pancia. In realtà io ho trovato anche della filosofia e della spiritualità in c'è una questo metafora, gesto, perché la pancia c'è soprattutto nel mondo del teatro, la pancia, la parte impulsiva, la parte di ispirazione è importantissima e quella arriva dalla pancia. Ed è uno strumento importante saper usare il diaframma, saper lavorare di pancia nel senso anche fisico. Quindi tecnicamente e anche artisticamente. La pancia. Voi seguite sempre la pancia. Peccato che adesso, soprattutto in televisione, si esprimano di più con altre parti del corpo che non Sì, è la sì, è pancia. peccato, infatti è peccato. Infatti è veramente un peccato. Non sono scesa nello specifico, ho cercato di spostare l'attenzione. Metafore abbondano. Con le mani, non riusciamo, ciao, ciao. ecco, E esatto. con i piedi, Esatto, siediti, ciao, ciao. smettila. E con le gambe, con il... Posso dirlo, regia? Con il panier. Con il culo, ciao. No, L'ho col detto, panier. Ok. Allora, Ok, riproviamoci con Giorgia. Cos'era successo? Ecco, Giorgia sta proprio seguendo. Ah, lo sta seguendo, lo sta stalkerando. Qua. Ciao Giorgia. Eccoci, finalmente, adesso ci farà vediamo vedere bene. cosa... Mi saluti, signor Barile? Sì, la salutano. Digli Salvador Dalì del Ecco primo qua. giorno. Ecco. Wow, silenzio perché questo è veramente magico. Gran teatro dentro. Si accendono le luci, si apre il sipario, c'è un ambiente climatizzato. Ambiente climatizzato. Chiaramente. Io mi Dentro ricordo la che pancia avevano penso indicato sia anche dove erano le toilette l'altra volta. ambiente climatizzato, chiaramente. Vietato fumare, giustamente. What is that? Soprattutto certe cose. Poi? Adesso spegnete i telefoni, forse. Ah, no, La toilette. l'ho detto, io sono arrivato nel momento della toilette. Chissà perché, è un segno del destino, principe.
Però non c'è il spegnete i telefoni. Adesso quando si va a teatro, chiaramente i tempi cambiano. Adesso c'è la voce che dice di non poter chiediamo fare le gentilmente di riprese, spegnere i telefoni, bla bla bla. Giustamente. E adesso che succede? Oh. Una pastiglia, una pastiglia. Oddio, un attacco di un piccione, qualsiasi cosa. Ah, perché l'ha visto mangiare? Ah, ecco perché. Vedete, Incredibile, guarda seguite che- sempre la pancia. E adesso? Oh. Vino. È vino? Un po' al principe così diventa simpatico. Perché sono antipatico. No, è che oggi sei un po' dark. Sono già Sei dark, però mi piace dark. anche tu, sei molto affascinante. Molte grazie. Quindi adesso, ecco. Ah, è cresciuta una russa. C'è una rosa. C'è uno spettacolo vero e proprio su quel palco, Sì, sì. Come leggete dalla fibbia della cintura, il suo nome è Fausto Barile. Ma si chiama davvero così, no? Perché Ah, ok, forse ha preso ispirazione proprio dal suo cognome nel creare per la io trovo questa struttura geniale. raffinatissima, tra l'altro. Mi fa venire in mente un po' i personaggi del Moulin Rouge, un po' particolari, appunto un po' grotteschi, tipo le Petoman, solo che lui anziché aprire la... apre davanti. Insomma, basta, smettila. Mi dissocio. Ti denuncio. Ma io cosa ho fatto io adesso? Basta, me ne vado. No, l'ambiente è quello. L'ambiente è quello, siamo a fine 800, inizi 900, è delizioso proprio il riferimento che c'è a questi fenomeni. Ok, però non dare la colpa a me, ok? No, no. Se no me ne vado, No, non è colpa tua. Me ne vado, dopo t'arrangi, Regia, chi abbiamo adesso? Volevamo salutare le Maria San Marco, ma Milena è un attimo... Ok, allora abbiamo perduto... Però povero sì. Gabbiano ha perduto la compagna. Diego è sfortunato con i suoi collegamenti. Adesso però uno spettacolo in canna, Andiamo subito, subito da Diego dove? Sempre Santa Maria Formosa e poi vediamo se le Marie sono... Ok, allora... Diego da Santa Maria Formosa, ciao signor Barile. Grazie Barile, in attesa delle Marie cerchiamo di collegarci con Diego che è nel vivo, nel pieno di uno spettacolo. E abbiamo anche le Marie dopo, perfetto. Adesso Diego, Campo Santa Maria Formosa. Subito Maria? Subito Maria. Però, ragazzi... Ubi Maior, Minor Cesat, le Marie oggi sono protagoniste perché vengono presentate per la prima volta in pubblico, come succedeva anche nei carnevali. Eccole, che emozione! meraviglia. Come mi spiace non essere lì, però mi piace anche essere qui. Anche perché io sono problematica, cioè il problema di una donna, moltiplicalo per 12, io le sintetizzo tutte 12 sostanzialmente. Cioè avresti a che fare con 12 donzelle, cioè gestiscile te 12 donzelle, tutte psicopatiche, pensa io che raccolgo tutte e 12, Fantastico. faccio per 12. TSO pronto? Pronto TSO? Avremo bisogno di una mano. Belle. Guarda che belle. Bei Foto sorrisi, di bella Vito. immagine. Ma guarda come sono belle quest'anno. Ok, Milena, ci senti? Allora, Milena, Sì, vi sento. allora Ciao. di alle ragazze che il principe morisse è come se fosse lì, a Maria Grazia dire che non vedo l'ora di incontrarle tutte. Va benissimo, adesso glielo dico. Adesso dove Se ne vanno? stanno andando, dite aspettare un attimo che vogliamo parlare loro un secondo, se possibile. Placcale, perché sennò Placcale, la gente se le placcale. ruba qua, come i pirati quando fecero quel famoso attacco che a Venezia rubarono le Marie. Da lì nacque questa celebrazione, perché fu anche lo stimolo di Venezia di cominciare a proteggersi un po' e quindi a conquistare le coste della Esatto. Dalmazia, eccetera. E rischiano di rubarle adesso perché sono troppo belle, quindi magari qualche passante se le prendi te Poi, la porta a casa. allora, fermale un attimo e mettimi Maria Grazia davanti, che voglio ufficialmente come principe Maurice, padrino delle Marie, salutarle insieme per dare loro appuntamento, spero de visu, quanto prima. Stai. Maria Eccola, Grazia. ti vede. Ciao. Ciao Maria Un Grazia. bacio, ci manca il bacio di quest'anno, Allora, di
di che sono stupende tutte, che mi spiace di non essere lì, però gioco forza e che non vedo l'ora di vedervi. Ci vediamo comunque. Benissimo. Ciao allora, a presto. Non vedo vi l'ora voglio di bene. vedervi tutte quante e di conoscervi. Mandate un bacio a Maurice, al principe Maurice. E alla Linda Pani. Grazie. Anche io voglio il bacio dalle Marie. No, questo è tutto mio per Anche ora. Linda vuole un bacio da voi. Ciao, grazie, anche noi a voi. Ecco Linda, questo era per te. Anche per te. Lo mandiamo? Anche Questo è per le uno Marie. mio speciale. E Ciao, anche per ragazzi. Maria Grazia. Beh certo, Maria Grazia non basta un bacio, per Maria Grazia bisogna spupazzarsela. È una santa Maria Grazia, anzi Sì. la ringraziamo veramente. Ok, allora le Marie le abbiamo salutate. Adesso torniamo su Diego, poverino che ci stava Ci sei, aspettando. Diego? Eccoci. Che succede? Wow. Bravissimo, sembrava un Eccoci da Campo Santa Maria Formosa. Diego Draghi ha iniziato il suo spettacolo, sta lanciando il suo diavolo con il filo e i bastoncini in aria. Sta facendo piccola magia. spettacolo. Tu bambino incappucciato, vieni, corri, corri, corri. Chi è che ha detto io? Tu, sta chiedendo bambina, tu volontari. corri, corri però, corri, vai fino a Verona, corri, vai. Ecco una volontaria. Dove vai? No, stai qua, dove vai? Come ti chiami, amore? Giulia, attenzione, io farò dei nodi, tu devi soffiare e sciogliere questi nodi. Attenzione Giulia, devi soffiare quando lo dico io, sciogliere i nodi, Attenzione, nodo, 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 soffia e i nodi si sciolgono grazie all'alito di Giulia. Evviva! Fai un inchino, Giulia, fai un inchino perché fa l'applauso. Ora più difficile. A me mi piace molto questo dal basso spettacolo. verso l'alto. Ma in questo ok? modo Qual è il è basso? stupendo. Guarda il successo. Brava, l'alto. Certo. Abbiamo una Io ho il bimba pigiama di Harry perspicace. Attenzione. Cara Giulia, È bellissimo, è blu con le soffia righette forte dorate. dal basso, soffia dal Sì, basso. sì, completamente. Risoffia. Finché non applaudono, vai. Un applauso a Giulia! Torna a posto, amore, torna a posto. E ora, signori, lancerò questo oggetto in alto. Mentre sale, per favore accompagnatelo facendo un bel oh. La discesa cambia, non è sempre oh, ma la discesa è 3, 2, 1. Stavo prendendo un piccione. Quando tocca la corda dovete fare Sono semplici se vogliamo, con la in bocca. realtà semplici da vedere ma non da fare, e che incantavano il pubblico del Medioevo, dal Medioevo in poi, ma forse anche già queste cose dai tempi Sì, dell'antica ancora Roma. prima. Sì, sì. Come ancora riescono, questa cosa mi piace e sono contento. E noi siamo qua in forma un po', se vogliamo, virtuale. Telematica. Non molto virtuosa, ma virtuale. Ma gli spettacoli così semplici dal vivo ancora quanto riescono a trasmettere. Se riuscissimo a trasmettere anche noi così, dateci del feedback attraverso l'etere, Certo. queste emozioni, io sarei già contento di aver dovuto rinunciare a essere con le Marie là per essere qua con te. Ma non devi parlarne come se fosse una disgrazia, però. E non ho capito, basta, Ecco, io guarda, ridai, dai. guarda, allora la mia scenata quotidiana la devo fare perché ogni volta ce n'è sempre una, per Dai, cui sembri un questo famoso ragazzo... personaggio di un noto reality, di una cosa, insomma, quelli là. Mi porto via Com'è con che me. si chiama? I tronisti, cos'è? No, che- facciamo Noi non dramma, abbiamo il trono, facciamo abbiamo lo sgabello. Abbiamo- La perché nostra rimaniamo produzione, umili noi. Non ci ha fornito dei troni, ma Non ci hanno fornito... dei bellissimi sgabelli chiediamo- che sono talmente comodi che non ci siamo mai alzati oggi, tranne te che Esatto. senti l'esigenza di... Io sì, per fare la drama queen mi devo alzare. Comunque chiediamo alla scenografia se è possibile avere dei troni delle prossime volte, così possiamo entrare di più nei personaggi. Anche se Perché non hai che bisogno... personaggio credi di essere? No, devi corteggiarmi. Però Ed è- mi hai il già personaggio conquistato. come tronista. Certo. Mamma mia, guarda, proprio quello è più antistupro del tuo pigiama di Harry Potter. te Allora, lo intanto il mio assicuro. pigiama di Harry Potter non si tocca, ok? Quindi non ti permettere mai più. Vabbè, come faccio a toccarlo se non mi inviti a dormire da te? Ma dopo ne riparliamo in camerino in fascia notturna. Sì, bene, bene, sono contento bene. di salutare Lele, Abbiamo Ottavia con Lele dei Pantakin, quindi che ci era nei colleghiamo panni con del dottor Balanzone, che raccontava la storia, La storia di Venezia. attraverso la commedia dell'arte. Dove sei? Pronto?
Si è Si è bloccata. bloccata. Freeze, freeze. Freeze. Si muovono gli orecchini, porca miseria. Mannequin challenge? Aspetta. No, mi sto muovendo. Non sono capace a stare zitta comunque. Incredibile. Eccolo qua, ci siamo. Vai, sentiamo che dice. Il narratore. Ciao Lele, di che il principe Maurice e Linda Pani lo salutano. Il principe Maurice dice ciao Lele. E anche Linda Pani. E anche Linda Pani. Socia, ma si vede, mi piace tanto, tortellini, ne ha mangiati, è ingrassato. Digli che è ingrassato mangiando tutte quelle lasagne. No, ma questo non glielo diciamo. Ha detto che sei ingrassato con i tortellini. Ma come hai fatto a scoprirla? questo blocco che c'è stato ci ha fatto crescere non solo dentro ma anche fuori. Allora siamo qua con Lele e volevamo che ci raccontasse qualcosa del suo spettacolo, ecco. Allora, cosa volete che vi racconti? Questo? Venezia millenaria, 1700 anni, 1700 secondi. Allora, noi adesso andremo in giro per le piazze, per i campi un pochino e faremo degli estratti, come abbiamo detto, di questo spettacolo. Estratti vuol dire che racconteremo alcune delle storie che poi invece andremo a raccontare per intero nello spettacolo comodamente seduti a teatro, perché finalmente da un po' si è potuti tornare a teatro al 100%, seduti a godersi le storie su Venezia. I nostri 1600 anni, 1600 secondi sono una sfida, perché veramente in 1600 secondi, tempo netto, andremo a raccontare 26 storie legate a ogni lettera, e ogni lettera sarà un richiamo a una storia legata a Venezia. Quindi loro sono degli artisti di strada, ma vi aspettano soprattutto nei teatri, perché adesso che quello è il nostro spazio è quello. Siamo in prestito, in questo caso anche alla strada. Avete capito che questa modalità funziona? Funziona, ma anche perché Pantachin nel 95 nasce recuperando delle eredità del tag teatro proprio al Carnevale di Venezia del 1995, 27 anni fa. Palchi di commedia erano in piazza San Marco e si recitava, si lavorava lì. Ecco, noi conosciamo i Pantachin e sono veramente una compagnia straordinaria. Ciao Principe, ciao Linda. E li ringraziamo di Grazie questo, Lele, grazie Pantachin. di questo portaggio verso la gente. Ciao, ci Ci mancate. ringraziano tantissimo e vi verranno a vedere anche loro. Certo. Per forza. Benissimo. Buon proseguimento. Va bene, ciao. Grazie, Grazie, Lele. grazie Fantastici. mille. Grazie. Fantastici. Fantastici. Perché stavo per dire fantastico, Siamo una ma ho pensato squadra fantastici. bellissimi. Siamo una squadra bellissimi. Allora, siccome siamo quasi addirittura d'arrivo, vorrei collegarmi per l'ultima volta con Piazza San Marco per l'angolino della maschera più bella. Sì. Quindi Vediamo se c'è vediamo qualche che altra cosa maschera. sta Sì, succedendo. caspita. Belle, queste sono proprio le classiche c'è cura, maschere veneziane secondo l'immaginario creato dal grande fotografo Fulvio Reuter. Fu lui a iconizzare negli anni 70-80 la maschera veneziana come questa. Essendo un grande fotografo internazionale, adesso la sua eredità è portata avanti dal figlio che è anche lui, Riccardo, che è straordinario. Lui iconizzò la maschera veneziana così come questa, che si mette in posa e diventa quasi una parte delle meraviglie architettoniche della città, con quel tocco ovviamente di fantasia e di originalità, perché sembrano tutte uguali, fisse, in realtà sono ognuna diversa dall'altra, proprio perché c'è di mezzo la fantasia di ciascuno. Statuarie, poetiche, monumentarie. TSO. Dai, ero ispirata. Io in questo momento ero in Piazza San Marco e mi stavo immaginando come loro. Ecco, guarda, Eccoci, guardiamo. c'è una dama, una damina, credo che sia una ragazzina, no, una signora. Una signora. Non ci vedo neanche da vicino. Ah, guarda, L'ha perché detto poi io, la l'immagine... Ah, ecco, fateci scapare. Chiedi a... Chi è collegata? Alice è collegata. Alice, se quindi questo telefono che gira e fa la foto a 360 gradi, poi la trasmette anche su quel display enorme, quel LED wall. Sul display abbiamo solo l'immagine ingrandita del volto. Ok. Però è bello. Ed ecco qui la maschera. È italiana? Prova a fermarla. Chiedile se ha realizzato lei il vestito, Adesso... quanto ci ha impiegato, di dov'è. Falle qualche domanda. Salve, dove abita? Da dove viene? Dalla Svizzera. Dalla Svizzera. Grazie di essere venuta. Ci fa piacere. Grazie.
Ecco, ecco qui. Ecco, vedi che si fermano a fare foto. Qui ne Quella arriva gente lì che si un'altra. ferma a fare foto dovrebbe mettersi almeno una maschera, lo un so. tocco, un cappellino, dai. Un trucco, sentiti una parte. maschera. Cioè, il miglior modo per vivere il carnevale Ecco è qui farne un'altra. parte. Davvero. Ah, guarda lui com'è calato nel personaggio. Sì, questo è il bello. Vedi quello che dicevamo, ciascuno di questi appassionati veri del carnevale non solo si costruisce il costume, l'apparenza, ma anche nella sostanza spirituale dell'interpretazione. Quando noi facevamo il concorso, la regola era di valutare senz'altro la qualità della realizzazione, però sai, anche lì è una questione quasi più di denaro che altro, perché se uno ha tanti soldi da investire, se lo fa da sé, prende materiali preziosi, eccetera. O magari Ma noi lo fa avevamo fare. fatto dei premi speciali per maschere che magari all'apparenza erano fatte con materiali poveri, però poi in realtà A livello interpretativo erano estremamente suggestivi ed emozionanti. E mi ricordo che un anno vinse una compagnia, erano gli Spiriti del Bosco, avevano dei costumi fatti di corta, di juta, quindi non materiali ricchi. anzi materiali molto poveri, anche naturali. Che probabilmente era una scelta. Sì, era una scelta apposta. E l'interpretazione hanno vinto, perché l'interpretazione era stupenda e quindi la giuria era rimasta d'accordo su questo. Per cui è proprio bello, io mi entusiasmo, anche da attore e performer, quando vedo chi in maschera si sente il personaggio che ha creato magari da sé, se l'ha inventato. Questa è una cosa molto bella. È giustissimo. Guarda, io ti dico, da piccolina avevo 7-8 anni, mi vestivo da pipì calze lunghe e talmente ero calata nel personaggio che mi arrampicavo sui lampioni in piazza San Marco. Una volta la polizia mi ha fatto anche scendere, mi fa: dov'è la tua mamma? E io non ho la mamma. Perché pipì calze lunghe? Pipì calze lunghe non ha la mamma, non si sa niente. No, a me fa paura perché esiste un film molto bello ma anche un po' inquietante che si intitola Che fine ha fatto Baby Jane, e io temo che tu mi porterai sulla sedia, ti ricordi quel film con Bette Davis e John Crawford? Sì, me lo ricordo. Ecco, tu sei Baby Jane e io sono quell'altra. Mamma mia, siamo a posto, oggi TSO, siamo io TSO e lui la pensione, quindi siamo all'ospizio, lo mandiamo, siamo perfetti. Regia. Allora, io saluterei Diego da San Cassiano, ma poi l'ultimo stacco è sulle Marie. Ah, con un saluto finale. Hai capito, allora, le principesse. Andiamo a San Cassiano da Diego, dove sei? Che l'avevamo abbandonato, Diego, eccoci. Ciao Diego. Raffaello, allora, regola numero 1. Scusa Domenico. È iniziato adesso l'altro spettacolo con Calù, Allora, che regola ha appena numero chiamato un uno, bambino, sta cercando di guardate coinvolgere il sempre. pubblico. Ok. Allora, io ti do il microfono, tu ti giri verso il pubblico e di quello che vuoi, l'importante è che tieni l'attenzione alta, ok? Dai, vediamo cosa succede. Mi piace molto questo, Domenico. Sono curiosa. Vediamo cosa dici. Un applauso di incoraggiamento. Non dice niente. Ciao, come state? Bravo, caro. È ciao, più bravo come stai? di me. È educato. Sì, sì. Ci vuole poco a essere più bravo di te. Ehi. Dopo facciamo i conti in camerino, non ti preoccupare. Ho fatto delle cose difficilissime con i piedi, prima non mi avete cacato di una lira. Dovevo fare io così, perché fra poco capito? c'è una sorpresa. Se no... Ok. Che succede? Che succede? È un dialogo silente. Sì, sta parlando con il bambino adesso. Sembra una mosca quando c'è il primo che niente. Applaudo. Sono curioso, Domenico, di capire questo bambino se si riuscirà a sciogliere e a raccontare la rave e la fava come solo i bambini sanno fare. Sta a sentire, Leonardo, io mi vado a nascondere un Poesia. attimo. Quando ti dico Leonardo appetta 1 non fa niente, Leonardo appetta 2 non fa niente, quando ti dico Leonardo appetta 3 devi fare semplicemente questo. Signore e signori, ecco a voi, ti pieghi un attimo per terra. Calù! Direttamente. Amore. Leonardo, vai in piedi. Si chiama Raffaello. Ho studiato qui con state zitta.
Che fa? Gli ha rubato il lavoro nel frattempo? Sì. Adesso è istituzionalizzato, il bambino è assunto come presentatore dello spettacolo di... Chi è questo spettacolo? Cos'è? Calù. Salù. Calù con la K. Ma Calù. Domenico, abbi pazienza, Calù. il Sono anche principe sordo. comincia ad avere una certa età. Domenico, non è vero, non ho una certa età. Sì, lui ha qualche secolo, il principe ha qualche secolo, quindi è chiaro che dopo un po' l'udito comincia Io non sono vecchio, sono un a reperto diminuire. archeologico. Ok. Ma sai che ho trovato in un punto disperso, Sentite, una isoletta studio? privata in Sicilia, una maschera di epoca fenicia che è il mio ritratto? Ah sì? Sì, sì. Ma Lo è dico, chiaro. carnevale, dico perché la Sì? maschera carnevale è una maschera di teatro. Ti farò vedere la foto. Ma io ti credo perché tu risali a quell'epoca probabilmente. Grazie. Prego. Ma te li porti bene i tuoi 300-400 anni? 4.000 ormai. 4.000? Scherzo, principe, lo sai che io ti adoro. No, il bambino è imbarazzato, se la ride, ma non... No, sì, è a suo dovrebbe agio. presentare la Adesso cifra, basta, ha preso confidenza. Adesso l'ha mollato là da solo, mi piacciono queste provocazioni. Scatenano l'inferno nei bambini. Inferno in senso buono. A volte anche no. No, principe. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao ciao. Tu cosa avresti fatto, Domenico, da bambino nei suoi panni? Saresti Sarebbe stato scappato. Da bambino nei suoi panni. Sì, credo di sì, ero molto timido da piccolo, quindi probabilmente Dai, quindi sarei scappato via. No, ma non si accorge. No, no, perché... Allora, devi dire semplicemente Vabbè. questo, signori e signori, Calù, aperto, regola numero 1 del teatro di strada, non guardare per guardare. Signore e signori, Calù, quando dico aspetta 3, aspetta 1 non fa niente, aspetta 2 non fa niente, aspetta 3 fai questo. Basta che non l'abbia traumatizzato a vita questo bambino. Secondo me sì, purtroppo. Anche tu mi hai traumatizzata a vita, principe. Non dice signore e signori, dice Calù e basta. No, però vedo che ha preso confidenza con... Però sì, un po' sì, vero? Con il posto, sì. Caro, che bello, bellino. bello. A me piace, Tutti quanti i mi bambini sono arrestano, tutto però un mondo nulla. meraviglioso. Grazie Michelangelo. Grazie mi puoi mille, dare que- Domenico. Anzi, te lo puoi tenere. Grazie a voi. Grazie, Ciao. buono spettacolo. Ciao caro, alla prossima. Ok, e dulcis in fundo dulcis anche letteralmente, perché le nostre Marie si stanno bevendo una cioccolata calda, quindi le invidiamo abbastanza e ci colleghiamo proprio con loro. Prego, Che Regina. voglia, ci diranno dove sono. Milena, scrocca anche tu per noi una cioccolata calda. Ma ora che arriva qua è diventata... Diventa fredda, diventa gelato. All'Avena, All'avena sono. storico caffè, dove andava spesso Wagner e c'era un pianoforte che lui ogni tanto, forse quando beveva un bicchiere di più, suonava. Ah, Non sto quando beveva un scherzando. bicchierino in più. Beh sì, perché insomma, a me Wagner cioè, ha finito i suoi giorni qua, quindi era famosissimo. Certo. Però quando andava a questo caffè, magari non andava a suonare in teatro, però al caffè l'Avena, e trrr. Ma è quello che mi chiedo, gli serviva il bicchierino? Gli serviva? Ma per suonare in pubblico così a Vanvera, sì. Ah, ok. Un giorno ti spiegherò cosa significa Vanvera, ma non stasera. Non stasera, lo so già comunque. Secondo te posso non sapere una cosa di così alto spessore culturale? Vero. Certo. Tu sai Però- chi fu a coniare la frase "non parlate a Vanvera", riferendosi allo strumento che... Goldoni? No. No? Chi Casanova. sta? Casanova. Ah, sì. Che belle, che bella scena! Ma te la offrono anche a te una cioccolata oppure sei trattata come una sguattera? Mi hai sentito? Ruba la cioccolata alla prima Maria. A me porta la panna. Vediamo che reazione ha. Soprattutto che reazione ha Maria Grazia. Cosa devo fare? Allora, siamo qui con le Marie e siete emozionate? Com'è andata la vostra giornata? Vi siete divertite? Aspetta, puoi interrompere. Siamo in diretta.
Com'è andata? Laura. Sta chiedendo all'amica com'è andata. Benissimo, è stata un'esperienza super emozionante e credo che sia di tutte noi presentarsi qui in Piazza San Marco il Salone del Popolo. È troppo emozionata, non ce la fa neanche a parlare. Ma sì, care, le Ma nostre secondo me sta Marie. pensando Oddio, alla c'è anche cioccolata la calda. panna. Io voglio la panna, la cioccolata la panna. lascio a te, io mi prendo la panna. Cioè, praticamente noi abbiamo le Marie qua in esclusiva meravigliose e stiamo sbavando per la Sì. cioccolata e per la panna. Ma infatti- Vergogniamoci, sia io che te. TSO per tutti. Altro che cioccolata. Aiuto! Fra 5... No, la regia ci dica qualcosa. Ah, 5 minuti per la sigla finale, quindi... Ah, ci incischiamo raccontandoci, insomma, intanto siamo estremamente invidiosi di questa cosa. c'è L'immagine... qualcuna che si è preso lo spritz però, non la cioccolata calda. Hai capito? No, io credo che si è sia la preso lo Maria spritz. Grazia quella dello spritz. Penso che ne abbia bisogno. Può essere, può No, essere. guarda, scusi regia, ma mi sembra di capire, era vicino a Maria Grazia, le altre, perché poi loro devono essere morigerate. Maria Certo. Grazia che è la regina, sto per dire delle cortigiane, delle Marie, Niente. invece può lasciarsi andare. Si lascia andare Maria? Maria, Maria non Grazia. posso svelare dall'interno che cosa succede quando si entra in confidenza tra noi ragazze e con Maria Grazia, però diciamo questo- che io venivo allora- insultata perché non facevo il brindisi con il prosecchino. Ascolta, vedo che c'è comunque già abbastanza comunella. La signora Maria Paola, meravigliosa, Tutto il mondo è paese, lui conosce tutti. è la titolare del Caffè L'Avena, che è una Certo. cara amica. Eccole qua, meravigliosa. Le sta accogliendo. Sì, ha una classe, un'eleganza. Io Ma tu adesso conosci il tutti, tempo passa. anche lei. Il tempo passa, ma è stata ed è tuttora una delle donne per me più belle ed eleganti di Venezia. Hai La signora capito. Maria Paola. Sì, sì. Sei riuscito Anna a Paola. conquistare anche lei, Sì. suppongo. No, è lei che ha conquistato me, perché è stupenda, è meravigliosa. Sei una delle donne più belle Ti assicuro di sì. e Già la affascinanti di vedi Venezia. ancora adesso che naturalmente Si vede anche alla da sua lontano, guarda che classe che ha. età. Ma ti assicuro che essere al Caffè L'Avena è essere comunque anche lì nella storia di Venezia. Certo. Proprio per il motivo anche che ti ho detto, uno dei caffè storici, assieme al Quadro, assieme al Florian, di Piazza San Marco, assieme al Toda, assieme a tutti anche quelli della piazzetta. Insomma, tutti quelli che sono tutti lì quelli che nella sono zona. là, ma il L'Avena ha in più questo pianoforte che ancora lì è quello È che sempre lo suonava stesso. Wagner quando beveva, la cioccolata, alzava- quando beveva la cioccolata. Alzava il gomitino con No, la era cioccolata. la cioccolata che gli faceva questo Perché la cioccolata si sa la che rilascia... cioccolata, la stessa cioccolata che sta bevendo Maria Grazia. Maria Grazia, esatto. La cioccolata sappiamo Ciao, tutti che Maria. rilascia quell'ormone che è l'ormone Endorfina, della felicità. certo. E quindi quando le persone sono felici suonano il Che pianoforte. voglia, che bella Anna Paola, è sempre bellissima. Sono contento che stia meglio perché c'è stato un momento che non stava molto bene, quindi facciamo anche Ciaccoetto, Ma no? sì, dai, facciamo anche un po' di gossip, principe, ma non ti preoccupare. Guardale, Ah, si come vorrei abbuffano. essere là con loro. Come si abbuffano. Devo chiedere a Francesco se l'abito, perché il vostro era un po' a tunica, quindi potevate ingrassare, perché poi il compito delle Marie è anche spesso quello di mangiare, beve, andare a fare festa e basta. Sì, oltre all'aspetto culturale, oltre all'aspetto sociale, chiaramente come citavo prima, c'è anche l'aspetto del divertimento, quindi... Devo dire che all'inizio con Bruno, essendo comunque bello, insomma, c'era più una partecipazione mondana. Devo dire che con Maria Grazia si è arrivati a dare un senso a queste ragazze che avesse Che più, non fosse essendo solo comunque svago. protagoniste, che non fosse solo svago. Esatto, ma io lo trovo Questo mi piace veramente molto. molto costruttivo, perché poi a Assolutamente. livello emotivo e a livello anche didattico impari un sacco di La cose regia ci nei, dice che nei giorni del dobbiamo carnevale. tagliare che cosa? La diretta, perché stiamo Ah, dicendo troppe no, cavolate, principe. Ah, la lingua pensavo. La lingua. Dobbiamo chiudere Allora, il collegamento. È sempre un piacere, ricordatevi anche domani siamo in collegamento, il sito per avere tutto il programma è www.carnevale.venezia.it e anche i social a cui collegarsi. Esatto, quindi il Carnevale di Venezia che trovate sia su Facebook che su Instagram, le dirette sono su Facebook e su YouTube, sempre sui canali ufficiali del Carnevale. E vi ricordiamo l'appuntamento di domani sempre dalle 16 alle 17:30. Se volete insomma scoprire tutti gli eventi di Venezia Wonder Time andate sul sito, come ha detto il mio carissimo principe poco fa. Noi ci vediamo domani, però prima ringraziamo i nostri sponsor. Prego. Oddio, non ce li ho pronti. Dai, te li ho pronti io. Grazie. Sono questi. Allora, sponsor
importantissimi che ringraziamo davvero col cuore: Camera di Commercio Venezia e Rovigo, Lavazza, American Express, Consorzio Tutela Prosecco Doc, Eni e Trivago. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Ringraziamo anche Vela. Io scappo subito al Casinò perché stasera, anzi a Palazzo Vendamin Calergi, perché stasera comincia anche il mio gala. Quindi adesso vado, mi cambio, divento da lì a là. Da lì a là. Mi è piaciuta. Ciao a tutti, buon pomeriggio. A domani.